Appuntamenti in agenda per venerdì 8 novembre. La Sala dei Frati Cappuccini in Viale Trapani a Chiavari ospita alle 16 l'incontro con la dietista e nutrizionista Chiara Patalano, che parlerà della dieta mediterranea come prevenzione e trattamento del diabete. Nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari i corsi di cultura propongono la lezione di Gianluca Lizza sull'arte ligure del Novecento, dal titolo Mario Rocca, storie e personaggi raccontati su tele e carte. L'appuntamento è dalle 16.15 alle 17.30. Nella Sala Borlandi di Palazzo Ducale a Genova, Silvia Bottaro presenterà il suo libro Lazzaro de' Maestri, 1840-1910, un pittore tra le righe del tempo. L'evento, a cui collabora l'associazione Accompagna, avrà inizio alle 17. Un turismo senza barriere è possibile, è il titolo del progetto Erasmus a cura dell'Istituto Superiore Natta De Ambrosis, che sarà presentato alle 17 nella Sala Bo di Palazzo Fasci a Sestri Levante. La Sala del Consiglio Comunale di Chiavari sarà teatro alle 18 dello spettacolo La Fiaba di Venezia e della Via dell'Incenso di Luca Moretti e Lucia Oliva. Alla rappresentazione parteciperanno anche l'ambasciatore dell'Oman in Italia, Said Nazar Al-Yulanda, il console onorario dell'Oman in Lombardia Francisco Palau Grieg e l'ambasciatore italiano Pierluigi Delia. Al Villaggio del Ragazzo, nel comune di Cogorno, si terrà una serata di beneficenza per la palestra del centro San Salvatore. Alle 19 sarà celebrata la messa, seguita dalla cena e ci sarà anche una lotteria. Il Festival Testimonianza Ricerca Azioni propone la prima assoluta dello spettacolo At First Light di George Benjamin, interpretato da Giulia Franzone con l'accompagnamento musicale del Utopia Ensemble. L'evento si terrà al Teatro Acropolis alle 19.30. Nell'ambito del 31esimo Festival musicale Le Vie del Barocco, all'Oratorio Sant'Erasmo di Soria andrà in scena alle 20.30 la serata Van Dyck e Van Eyck, arte fiamminga italiana nel Seicento, che celebra le opere del pittore e del compositore. Nell'aula magna del seminario della diocesi di Savonanoli si terrà alle 21 l'incontro Umanità perduta, Gaza, il genocidio, con la testimonianza di Luisa Morgantini, politica e attivista italiana impegnata per la pace e per i diritti umani delle donne.